In questo numero Orietta è arrivata a Budoni per sparagnare, siccome è un po' spilorcina, monta una tenda autocostruita con 2 appendini per l'armadio e un lenzuolo. Sì, ma questa Poi era un'idea tua. lasciami finire, sta buona. Poi scatta delle foto molto sexy sulla spiaggia, racconta una storiella sul materassino e infine... Cosa fai infine? Infine, la Infine, recensione l'hai la detta. recensione, l'ho detta la Non no, lo so. e infine realizza una recensione disastrosa per YouTube. Momento spogliarello, buongiorno, buongiorno. Momento spogliarello, via. Momento spogliarella, perché Striptease. guarda, è un caldo tremendo stamattina. Terribile. Terribile. Buongiorno Orietta, buongiorno. Guarda che posto magico stamattina, un posto beautiful. Anche oggi un sacco di lavoro da fare, Sì, dobbiamo piantare la tenda oggi. E poi c'è anche il materassino da gonfiare. Sì, mamma mia, io non so, hai una vitaccia, È dura, è dura, è dura tutti questi impegni quotidiani. Guardami, guardami. Allora, cosa c'è da ridere? Hai già capito cosa ti aspetta? Sì, ma questa è un'idea tua. Cosa ti aspetta? c'entro io? Hai già capito cosa ti aspetta stamattina? È come, ascolta, è come nell'isola dei famosi che devono fare le cose. È un progetto tuo. Questa è l'isola dei penosi. Sì. Allora, compito di stamattina, guarda, questi sono i componenti. Ecco qua, componenti, tenda fai da te, Ma non è e possibile. adesso Orietta E si fai fare sempre cimenta tutto a me, nel dopo- montaggio Dopo della tenda. Dicono, ma lascia Tenda fare tutto a lei. autocostruita, questa la brevetti e la vendiamo, va Sai, bene? Dopo dicono i fans, no? Sì. Fai fare sempre tutto a lei, la sfrutti. Dai, vediamo, dimostra la tua abilità. Forza, datti da fare. Non so neanche da dove iniziare qua. Come non so da dove iniziare? Questa roba qua. Dai, ti do un aiuto, io. Vediamo. Sì, questo si fa così. Ma io li metterei per ultimi quelli veramente. Sì, ma intanto dopo quando sono piantati, no? Ma io metterei, ascolta, ti do un suggerimento, guarda, perché qua non ne vediamo fuori. Io prenderei qualcosa, vediamo un po' cosa prendi, un'altra cosa. Quello, sì, aiuto. No, non è un'arma contro un dente. Contro un dente. Dai, forza. Guarda che qua fa il tempo a piovere se non ti... Cominciamo bene. Allora, poi dopo. Devi mettere 1, 2, Ecco, 3. uno, io metterei uno, questo qui che è in mano. Questo qui che ho mano. Sì. Devo fare così? Non lo so, vediamo. Non c'è il manuale. Vediamo un po'. Allora, così. Ah? Allora, sei ancora lì. Allora, io, ascolta, comincerei con l'allungarlo un pochino. Allora, si allunga questo? Sì. Così. Oh là, bravissima! Bene. Allora questo qua mi sembra... Ti sei portata gli appendini da casa? Ma funziona questo? Sfascia tutto. Ti sei portata i cosi degli attaccapanni. Ma guarda che questo qua si... No, non ti agitare. Ma sei stata tu a portare... ecco, non sono riuscita. Ecco lì, va bene? Buon. Allora. Poi, lo metterei dietro, no? Cosa? Questo va dietro Io lo metterei davanti, veramente. Ah sì? E dopo ti porta via tutto e prendi. Ma se non vedi la panna? Beh, dai, il primo è andato, Ma, insomma, dai, te la sei cavata benissimo stamattina, complimenti, abbattiamoci le mani. Ascolta, l'ombra dov'è? Non so. Lì non c'è ombra. Peccato che non fa ombra, però per il resto funziona. Allora, cosa devo fare? riepilogando, hai adoperato.
Orietta ha adoperato per realizzare questa tenda fai da te, Questa 2 bastoni per appendere gli abiti, sì, 1 e 2. picchetti, no, quelli Due- per l'ombrellone. 2, come si chiamano? Quelli per l'ombrellone? Sì, Ah. ancoranti per l'ombrellone. Sì, ancoranti. Sì. Poi uno zaino e un picchetto. Per avere più... Cosa ti sei dimenticata? Aspetta che ho le mani sudate. Cosa? Per avere più ombra bisogna Sì. abbassare questo. Sei sicura? Sì. Hai sbagliato posizione. Ma come si... Ah, ecco qua, guarda. Sì. Vedi? A posto adesso? Oh, è tutta un'altra cosa. Si è afflosciato. Si è afflosciato tutto. Ma ti fanno fare tutto quanto stamattina? Ma non c'è nessuno che ti aiuta. No, ma la pompa elettrica, no? Bene, inviata speciale di YouTube dalla spiaggia di Budoni, Orietta Channel. Buongiorno. Buongiorno. Si avvicini, Orietta, si avvicini, non derivi, No. non derivi. Così. Ecco, ferma lì, Ecco ferma, qua. si fermi. Fermo. Bene, allora, recensione sulla spiaggia di Budoni per YouTube. Questa spiaggia è stamattina veramente il mare è piatto, calmo, ma c'è una pineta intorno. Perché tieni gli occhi chiusi? Perché ho il sole sugli occhi? Ma Scusami. Non posso, Ma- ecco così. Vabbè, Sì. uno sì, uno no. C'è una pineta intorno che è una cosa meravigliosa, guarda. Bene. Non so se l'hai fatta vedere. la Sì, pineta, sì, è fatta troppo vedere. bella. È triste sta recensione, è Come triste, è è triste, è triste, è triste, manca il guizzo. Ascolta, vai, racconta una barzellettina, dai. Un po' di allegria, forza. Oddio! Ascolta, Non è che con gli occhi... qualcuno dopo si mette a piangere. Ascolta, Orietta, però con gli occhi serretti mi pari morta. Ma che sono? Mi alzo un pochino. No, non posso alzarmi perché sennò scivolo in acqua. Allora, vuoi una barzellettina? Sì, è meglio, dai, perché vedo che la recensione Però oggi non non prometto hai niente- studiato, non sei pronta. Non prometto niente a nessuno. Guarda perché l'ombra che bello, l'ombra non del so se faccia materassino ridere sul questa fondo questa del mare. barzelletta, sai? Va bene, dai, Il sbrigati! materassino. Allora, ci Mamma sono due mia, amici. sei sicura che ti paga YouTube per fare sta roba? Sono due Ma amici, no? ti licenziano. Sì, 2 amici, Due vai avanti. amici, allora uno arriva con la sua bicicletta e gli fa, oh, l'amico, oh, che bicicletta, hai una bicicletta nuova, ma come mai? Ha detto, perché ieri sono andato, stavo correndo per la strada e ho trovato Sì, ma apri gli una occhi, donna, apri gli occhi, apri gli occhi. una bella donna, Sì. che mi ha detto, Gnocca. sì, Come si chiamava? Giulia. Ecco. E ha detto, vieni con me. E io sono andato con lei e mi ha portato in un boschetto. E mi fa, si toglie le mutande, questa qua. No, hai dimenticato un pezzo importante. Cosa? La stai già rovinando. Ah, e gli ha detto, Allora ha detto, vieni con me. vieni con me, vieni con me. E dove va? In un boschetto, guarda che l'ho detto prima. Sì, ma devi dare continuità alla storiella. Sì. Che disastro. Vai avanti! Dillo tu allora. No! Cosa vuoi che ti Io devo dica? fare finta di non saperla. Vai avanti! Io lo so così. lo No, so ma che bene. casino. Ascolta. Apri gli occhi! Ma che sofferenza! E allora, Allora- questa qua cosa le fa? E gli ha detto, si toglie le mutande e le fa. E gli ha Ma detto, no, ho dimenticato un pezzo! Arrivano nel boschetto, lei cosa fa? Prende la bicicletta e la butta per terra. Poi, ma questa io non la sapevo. come lo sai. sapevi, me l'hai raccontato tu? Si toglie le mutande Sì. e le dice, prendi quello che vuoi. E allora io cosa ho fatto? Ho preso la bicicletta che mi piaceva di più e cosa me ne facevo delle mutande. Ma che storpiatura! Ma
Ma Possibile che l'hai non si può- rovinata. È possibile che non si può raccontare una barzelletta No, in pace? alla finiva così Mai. che diceva, no scusa adesso, dice ho buttato la bicicletta in un angolo, si è levata le mutande e mi ha detto prendi quello che vuoi. E l'amico gli dice tu che cosa hai fatto? Ho preso la bicicletta delle mutande, cosa me ne Cosa me ne facevo? facevo? Sì, ma... Ma guarda, non si può mai raccontare una barzelletta in pace con te. No, ma guarda, non le sai raccontare, questo Ma le questa è la storpi, le mia- distruggi. Ma, Apri gli il occhi! mio punto di forza è questo, sai, non saper raccontare le barzellette. Guarda che i miei fans mi seguono per questo. Torna, Si divertono vai al un largo, sacco. vai al largo, vai, vai. Ciao. Ah, vai, Orietta Channel. Ciao a tutti. Ciao a tutti. La licenziano, niente, che servizi perfettamente inutili. Sta qua, gioca tutto il giorno, gioca, prende il sole, non lavora, non fa niente. Niente. Mi hanno detto che ci sono degli squali in questa zona, eh? Sì. Vabbè. Sì, fai la pantera, fai la pantera. Ah, fai la pantera. Ah, vai, così, con la mano. Che c'è da fare? No, sul materassino che lo rompi. Fai una cosa selvaggia, no? Mamma mia, che mal de panza che c'hai? Hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male? Facciamo qualche foto che è meglio, dai. Sì, dai. Le foto su, metti bene in posa, capelli, agita i capelli così, sì, ecco, clic. Devi fare il servizio per YouTube su Budoni, il servizio, dove sei, cosa fai? Le alghe. Le alghe. Qua a Budoni ci sono le alghe. Ecco, bella pubblicità. Posidonia. Sì, C'è la posidonia ma non dà fastidio per niente, anzi sono cose naturali che e fanno anche piacere perché vuol dire che il mare è sano, giusto? giusto. E poi se vai in acqua puoi benissimo scegliere un punto dove non ci sono. Oh, informazione, precisione. Guarda la gente adesso sì che sta bene che sa sta roba. Oh, andate dove non ci sono. Andate dove non Non ci ci sono, sono. e basta, ma se sono Ecco. cose naturali. Sì. Benissimo, Orietta Channel, il servizio di oggi su Hai visto che Budoni. bel servizio ho fatto? Va, guarda. Sì, ecco, a posto. Va a fare il bagno, va, con gli squali. No, com'era? Vai a dar da mangiare agli squali. Bea, cioma che Bea, attenta, cioma te l'ha fatta a te da soia. Bea, come ti ha fatto? Oh, ragione, Bea, attenta. Ecco un lisciolo ti ha adoperato. Brava, ciao. Guarda che mi sentono tutti. Chi? La soia te l'ha fatta per sparagnare.